Claudio Borghi Aquilini. Sempre attesissimo lo spazio del martedì alle 9:40 e in questo caso anche quest'oggi 20 minuti fitti con il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno. Buongiorno Sammy, ciao. Allora, cominciamo dal Corriere, dai, oggi sei intervistato a pagina 10 del Corriere e per trattare sui dazi USA usiamo i satelliti. Può essere un'idea, abbiamo avuto più volte la sensazione che tutto questo polverone tirato in ballo da Musk, da Trump, eccetera, serva effettivamente, prima di tutto ci ha dato una scossa importantissima, ma poi serva per smuovere le cose e alla fin fine si spara in alto, ma poi si tratta e mai come noi italiani siamo così bravi a trattare o no, Claudio Borghi. Ma sai, a un certo punto qui mi sembra veramente pazzesco, perché noi abbiamo l'opportunità di metterci a trattare con gli Stati Uniti da, virgolette, amici, in un mondo dove gli Stati Uniti in questo momento di amici ne stanno vedendo pochi e voi sapete oltretutto che gli amici si vedono nel momento del bisogno, no? Quindi quando saranno tutti in fila, no? Lì a dire ma scusa, noi abbiamo la possibilità di essere stati quando tutti schifavano Trump, noi eravamo sempre lì a dire che eravamo dalla sua parte, noi abbiamo sempre presentato amicizia e questi lo sanno perfettamente. E a questo punto, ma anche con Musk, no? Cioè invitato sia dalla Lega che anche, devo dire, da Fratelli d'Italia, che l'avevano invitato lì alla loro assemblea annuale, no? E così di questo tipo. Noi quindi abbiamo questa bellissima possibilità e ci mettiamo a perdere tempo per valutare se è il caso di usare i suoi satelliti oppure quelli francesi. Ora, io intravedo un'opportunità, dato che mi sembra che ci tengano, no, alla questione dei satelliti, dato che funzionano, dato che il prodotto è sicuramente il migliore rispetto agli altri, perché 6.000 satelliti non ce li ha nessuno, no? Quindi, oltretutto non è che neanche devo adattarmi a prendere il prodotto peggiore, no? Io avrei preso anche il prodotto peggiore se ci fosse stato, perché a un certo punto io ti dico, guarda, tu fai una cosa che a me serve, io te la prendo, e dall'altra parte, dato che siamo abituati a parlare di business, trattiamo di dazi e vediamo un attimino che magari invece di, quando penserai di metterli a tutti, a noi no, cosa che oggettivamente tu puoi fare. Non so, magari mi sembra di farla troppo facile, per carità, però a me sembra una cosa naturale. Certo che se noi invece vogliamo dire che ma noi dobbiamo stare vicini agli amici francesi o agli amici tedeschi o chi per esso, perché se i dazi che vengono fatti a loro non ce li prendiamo anche noi per solidarietà, allora alzo le mani, no? Perché però a me basta semplicemente far notare o dire che in campo inverso non avrebbero esitato un minuto. È vero che all'interno dei palazzi della politica italiani il partito, virgolette, il partito francese, premiato sempre in passato con le Legion d'onore, no? E così di questo tipo, è molto numeroso. Secondo me non escludo che all'interno di questo partito ci siano anche molti cappucci, grembiuli e spadini, voi interpretate queste mie parole come volete, ma è abbastanza un fatto che qualcuno che così appena uno si gira cerca sempre di fare qualche favore alla Francia, lo troviamo. Vi ricordate il mitico Gentiloni, quando di nascosto a tutti si mise a regalare alla Francia un pezzo di mare dell'Italia? Il famoso trattato di Caen. Cioè non è che vengono fuori a caso queste cose, evidentemente sanno essere convincenti i francesi, non so cosa dirti, però invece noi che non abbiamo niente da dare in cambio a nessuno, no? E così via, ma che possiamo evidentemente far valere l'amicizia
oltretutto anche una questione commerciale su una cosa peraltro di cui abbiamo bisogno, con un prodotto ottimo, insomma, se io fossi al governo, e non lo sono perché io sono un povero senatore e a me le robe arrivano a valle, ecco, cioè, quindi noi facciamo le leggi, non facciamo le trattative o similari, però insomma se io fossi al governo questa occasione la prenderei di corsa. Da Gentiloni a Prodi, Romano Prodi vuole l'esercito europeo. Già qui, cioè, in teoria, ma vedi, la politica internazionale, ma anche quella nazionale, potrebbe essere molto semplice, no? In molti casi ci si mette lì a pensare, ma invece è abbastanza semplice, si deve fare il contrario di quello che vogliono fare quelli del PD, no? E se c'è Prodi in particolare bisogna fare il contrarissimo di quello che vuol fare Prodi. Beh, ma questo anche lì cose che ho detto nel breve articolo, nella breve intervista. Ma vi sembra normale che l'argomento del PD è ma è pericolosissimo perché noi diamo alcune comunicazioni in mano agli Stati Uniti e non possiamo fidarci? Ma questi sono quelli che hanno dato in mano alla Francia e alla Germania le chiavi delle nostre banche e la moneta. Cioè, e lì mi arriva la cosa che di tutto mi rimane la cosa più stupefacente, che è la posizione di Forza Italia o di alcuni di Forza Italia, non generalizzo, perché col fatto di dare agli altri le chiavi delle nostre cose, quindi che siano le banche o che sia la moneta, abbiamo già visto come le usa l'Unione Europea. Cioè, quando c'è qualche governante eletto democraticamente che però stranamente non vuol fare quello che vogliono che faccia, abbiamo visto come funziona, no? Banche, Grecia, chiuse per 2 mesi e poi dopo vediamo un attimo come se diventi più malleabile, no? nel trattare. Berlusconi, tu non vuoi fare quello che ti dico io nonostante che ti mando la letterina, la lettera della BCE, no? E così di questo tipo. Ma non c'è problema, spread, non ti compro più i titoli di Stato, lo spread va a 500 e ti levano di torno, no? Fra i sorrisini di Sarkozy e della Merkel. Ma quindi noi abbiamo dei soggetti che non hanno esitato a dare allo straniero il controllo della propria moneta e che si preoccupano delle comunicazioni via satellite, che sono una cosa aggiuntiva, perché non è che in questo momento i nostri carri armati, le nostre navi, i nostri aerei o così di questo tipo non funzionano, Cioè, non è che dato che non abbiamo Starlink la nave purtroppo sta in porto e ci dispiace non puoi usarla. Quindi è una questione aggiuntiva, cioè è un di più. Eppure sembra che sia il grande problema. E poi, parliamoci chiaro, sempre ricordando Sarkozy che adesso NB è in galera, no? Perché forse vale la pena di dirlo anche come contesto. Ma vi sembra normale che uno non si fida dell'americano ma si fida del francese? Voi capite. Stanno arrivando decine di messaggi WhatsApp, il numero è 340-6709-659, poi naturalmente nei prossimi minuti metti anche tu qualche cosa sul tavolo. Chiedono i nostri ascoltatori cosa sta succedendo in Romania, dove è stata respinta la candidatura di Georgescu. Altra cosa, no? Cioè praticamente è stato escluso perché è motivazione della commissione elettorale rumena, è stato escluso perché è contro la democrazia. Guardate che l'Unione Europea non smette mai di stupirci, Cioè, l'utilizzo della lingua di Orwell, no? Cioè di fare esattamente il contrario e così via, va così a piene mani che è quasi da ridere. Sempre il contrario della verità, la guerra e pace, la dittatura e democrazia, no? E così tipo. Questi tranquillamente, e riuscendo anche a rimanere seri mentre lo dicono che io non faccio partecipare uno alle elezioni che ha la maggioranza peraltro dei consensi perché è contro la democrazia. Ma
vedete che quella è una cosa assolutamente incredibile, ma fa capire molte cose, perché e fa anche capire a cosa servirebbe nel caso il famigerato esercito europeo. Ma voi vedete questa situazione? Se la Romania fosse stata l'Italia, non ci sarebbe stato il problema, cioè non ci sarebbe stata tanta ipocrisia, tante storie. Avrebbero usato lo spread. Solo che la Romania furbescamente si è tenuta la sua monetina, e tra parentesi, nonostante abbia la monetina, no, e cose di questo tipo, sono ancora vivi, non sono, e anzi sono cresciuti rispetto a quando invece noi siamo entrati nell'Unione Europea, e da lì la nostra crescita si è fermata, no? Loro sono rimasti fuori, erano molto poveri, adesso sono sempre poveri ma un po' di meno, e hanno tenuto la loro monetina, che si chiama LEV, no? E ovviamente, dato che questi hanno la loro monetina, non possono costringerli con lo spread, altrimenti tutta questa storia qua non l'avrebbero fatta. Dice, c'è Georgescu, non ci va bene, non c'è problema, spread a 5.000, no? E vedi che lo tolgono di torno subito loro. Non possono neanche, ovviamente, perché non essendo parte dell'eurosistema, non hanno il controllo della banca centrale. E allora cosa succede? Succede che si devono inventare queste cose, ma supponiamo che i sostenitori di Georgescu a un certo punto non la prendano bene e comincino a fare dei disordini nelle strade, delle manifestazioni. Allora a quel punto ecco che serve l'esercito europeo, no? Gli avrebbero mandato l'esercito europeo per spiegargli come si fa a stare al mondo. Ma vedete, cioè, io vedo in modo così chiaro, no, questa criptodittatura dove ci siamo automessi, che veramente faccio fatica a comprendere, al di là di chi invece pensa di trarne dei vantaggi, come gli altri non la vedano. E dato che a me, bene o male, la democrazia conta, cioè io credo che bene o male, se abbiamo fatto anni, millenni, secoli di battaglie per riuscire ad avere la libertà di poter dire la nostra anche su chi ci governa, sia un tesoro, e dobbiamo essere liberi ovviamente anche di votare male. Quante volte ho votato male io? Quante volte penso che la gente abbia votato male, come per esempio alle scorse europee, dove sarebbe stato opportuno dare più forza alla Lega, in queste situazioni ad avere una voce più autorevole, ma non importa, cioè uno vota sbagliato, ma è lui, cioè siamo noi ad avere la libertà di decidere come dobbiamo essere governati. No, invece qui abbiamo un sistema dove abbiamo gli illuminati che sanno loro che cosa bisogna fare. Poi, come diceva la famigerata Ursula von der Leyen, abbiamo strumenti per poter disciplinare le persone che hanno quest'idea un po' strana di voler dire la loro, perché noi sappiamo come deve essere fatta. E guardate, adesso, in occasione dell'incredibile piazza per l'Europa, no? Similari, come se ci fosse bisogno della piazza, no? per farli spadroneggiare ancora di più di quello che già fanno, il Repubblica ho visto che metterà in dono il manifesto di Ventotene, di Spinelli, ma basta leggerlo il manifesto di Ventotene. Tutte queste cose, tutta questa distopia dove noi ci troviamo è già scritta, è già detta, è già fatta. Cioè, loro stanno dicendo, e sul manifesto di Ventotene era assolutamente chiaro e assolutamente palese, che l'intento loro è sbarazzarsi della democrazia, perché loro sanno cosa va bene per noi. Quindi, e c'è scritto a chiare lettere sul manifesto di Ventotene, i democratici saranno un peso morto, ci vogliono delle persone determinate che sappiano dove si deve andare in modo tale da poter governare la transizione. Ma cioè, andate anche un pochettino a fanculo, scusate, cioè, io vorrei essere oggettivamente libero di prendere, andare, mettere il mio voto, e se mi va il filo russo, voto il filo russo, mi va il filo americano, voto il filo americano, mi va il filo nessuno, voto il filo nessuno, ma devo essere io libero di decidere del mio destino.
Se no, altrimenti, se è un altro che è libero di decidere il mio destino, si sveglia la mattina e dice che io devo andare al fronte a combattere contro un nemico che non è il mio, allora scusate, mi viene veramente da prendere e andare sulle montagne con il passamontagna. Ascoltatori scatenati al 340-6709-659. Mentre parlavi, Maurizio ha scritto: Borghi, spiegalo alla Meloni la strategia, aspetto il tuo intervento al congresso nazionale della Lega. E ancora, uno dei problemi dell'Italia e dell'Europa è la mancanza di libertà nell'informazione. Della Romania e della Grecia sui giornali non c'è praticamente nulla. E infine, un'Unione Europea che impedisce a un popolo di votare, chi vuole dimostra di essere il fiore della dittatura. Ma qualcuno mi chiede anche in questi ultimi minuti di fare un cenno se ci sono novità dalla commissione Covid. Ma questa settimana ci sono, la settimana scorsa un po' di novità ci sono state, vale a dire abbiamo avuto un professore di statistica che insieme a tante cose, per carità, su cui io magari non potevo anche non essere d'accordo, però ha detto una cosa abbastanza semplice, che la gente veniva chiusa in casa sulla base di un parametro inesistente. Vi ricordate il famoso RT, che era il parametro con cui si decidevano le zone rosse e cose di questo tipo? Lui, che è un professore ordinario di statistica, diceva che quella roba lì era calcolata in modo assolutamente senza senso. Vedete, questo sempre per qualcuno che evidentemente ha nostalgia della dittatura, no? E così via, perché si stava così bene quando si era chiusi in casa. Ma non funziona così. Cioè, non è che uno può prendere e liberamente decidere di chiuderti in casa, che tu non puoi uscire sulla base di parametri che oltretutto si scopre erano più o meno inventati. Per cui, insomma, dato che adesso siamo ancora nella fase quella dei lockdown, no? E così via, quindi non abbiamo ancora affrontato il secondo periodo della pandemia, che è quello che a molti dà più fastidio, no? Quindi quello sui Green Pass, quello sui vaccini, no? E similari, ma anche sulla prima parte, cioè vale a dire quella sui lockdown e così via, un po' di cose interessanti mi sembra che emergano. Siamo all'attualità, in questo momento sta parlando al Parlamento europeo la von der Leyen e indovina cosa dice? L'Unione Europea deve riarmarsi, sono finite le illusioni, è il momento della pace attraverso la forza. Gli ultimi 2 minuti. Mamma mia. E io, guarda, veramente purtroppo anche il modo con cui parla, le parole che sceglie, no, la von der Leyen, io veramente non ce la faccio, cioè mi dà veramente fastidio, cioè contro tutto quello in cui io credo, tutto quello che io voglio, tutto quello contro cui io ho combattuto. La scelta delle parole è studiatamente urticante, no? Ma dico, noi abbiamo in questo momento, solo che questa volta, devo dire, il gioco è così sfacciato, è così smaccato, che secondo me ci verrà del buono, perché io penso che tanti che fino a ieri magari non avevano capito come funzionava, adesso non possono non aver capito. È quello che dico, cioè il gioco della donna segata in due, ripetuto tante volte in un modo oltretutto così goffo, cioè gli è cascata la sega, si è aperta la scatola, si vede che erano due, si vede che il manichino, no? È così questo tipo che ormai io faccio fatica a vedere chi ancora ci può credere. Ma a voi vi sembra normale che fino a ieri tu non potevi toccare le pensioni, non potevi dare più aiuti alle imprese, non potevi fare gli sgravi, no, e similari, perché no, non ci sono soldi, non c'è un centesimo, e non potevi riparare le strade, no, e così via. Ed ecco, improvvisamente ci si sveglia la mattina e ci sono 800 miliardi che peraltro sono a debito, quindi in ogni caso sono gli stessi che dobbiamo spendere noi e che poi in futuro ci verranno rinfacciati, perché tanto il meccanismo è come quello con la Grecia, gli facevano comprare i sottomarini fatti dalla Siemens tedesca e dopo che questi avevano speso miliardi per comprare i sottomarini vanno là a dirgli tu greco fetente hai speso, guarda che debito che hai. Ma in ogni caso tu hai che questo debito, no? Improvvisamente si può fare per queste cose, come se delle 100.000 persone che ci stanno ascoltando, la
prima priorità di tutte queste 100.000, ma di tutte, io credo che non ce ne sia mezzo, sia oddio domani apro la finestra e c'ho un cosacco che mi guarda dentro. Cioè, ma voi pensate davvero, esiste qualcuno che pensa che il rischio dell'Italia in questo momento, o che la priorità per chi in questo momento magari è stato licenziato, per chi non ha le rate del mutuo, per chi ha le cartelle esattoriali che lo assediano, no? O similari, è riarmarsi per fare la guerra contro la Russia o il pericolo che la Russia ti invada? Ma secondo me veramente significa essere staccati dalla realtà in modo così grave da non capire che stanno facendo in parte del bene, perché è talmente goffo, talmente grottesco questa cosa, che a un certo punto sarà sempre più difficile dire non ci sono i soldi per questo e non ci sono i soldi per quest'altro, perché capite che se c'è per questa cretinata le cose non ci sono. Poi ripeto, lo dico come l'ho detto tante volte, io sono abbastanza convinto che non sia sbagliato spendere per migliorare il nostro esercito. Se si vuole la sovranità è opportuno tenere presente che la sovranità va anche difesa, quindi dal mio punto di vista non è che non si deve spendere per l'esercito. Certo, si deve spendere per l'esercito, per le forze dell'ordine. Probabilmente non è la prima priorità, probabilmente, ma in ogni caso va bene, ok? Invece di fare la priorità 1 facciamo la priorità 8, va bene lo stesso, ma non dire che il gioco era truccato, no? E che in realtà si sta nascondendo dietro la necessità, non ci sono i soldi e così via, delle scelte politiche fatte in modo diverso dal sistema democratico, che è quello che invece imporrebbe che io vado a votare della gente dando delle priorità e queste le attuano, a questo punto mi sembra veramente grave. Grazie, grazie. Insomma, questa è la scuola di capisca, magia. dai. Grazie al senatore Claudio Borghi Aquilini. Alla prossima Gianni, settimana. saluto a tutti. Ciao. Grazie.